Benvenuti nella nostra Chiesa, con gioia vi accogliamo in questa occasione così preziosa e anche unica in realtà. Sono frate Antonio Scabio, guardiano di questa fraternità, già con molti ci conosciamo, e siamo lieti di accogliervi nella nostra Chiesa per la proposta di questo evento celebrativo degli 800 anni del presepe realizzato da San Francesco nel Natale del 1223 a Greccio. Il mio più caro benvenuto al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Corrado, anche al nostro Sindaco, Dottor Antonio Miatto, con la sua moglie, consorte, e poi anche la Professoressa Antonella Uliana, Assessore alla Cultura. Grazie di aver accolto il nostro invito, a rappresentanza anche un po' della Chiesa di Vittorio Veneto e della cittadinanza di Vittorio Veneto, e tutti voi, amici carissimi. Veramente il più cordiale benvenuto. La vostra presenza ci onora e invito anche Sua Eccellenza a una parola di saluto. Grazie. Vi saluto, ho accettato volentieri, anche perché questo anniversario del presepio ci lega a una devozione, perché è una devozione il presepio, non è soltanto un fatto estetico, è una devozione che caratterizza il nostro mondo occidentale. Il nostro mondo occidentale è caratterizzato da alcune devozioni che hanno come obiettivo la vita, l'umanità di Gesù. Quali sono queste devozioni? Pensate il presepio, ma pensate secondo la Via Crucis. E caso vuole che anche la Via Crucis è stata iniziata dai francescani minori e diffusa da un francescano minore, San Leonardo a Porto Maurizio, ma prima ancora nella Gustavia. E poi terzo, il rosario, che medita i misteri della vita di Cristo. Ecco, il mondo orientale ha altre, non ha queste devozioni, diciamo, no? Altre devozioni, le icone o altro, no? Che poi abbiamo anche noi mutuato, però è molto importante. Quindi dire, sono 800 anni che ogni Natale noi costruiamo un presepio, alcuni lo fanno così per divertimento, per puramente esperienza estetica, ma il presepio non è altro che contemplare l'incarnazione del Signore Gesù nell'umiltà della carne, e come la Via Crucis è contemplare la passione e morte di Gesù nell'umiltà della carne. E sono devozioni cristologiche, molto belle, guai se le perdessimo. Quindi grazie che avete fatto questa, perché ci aiuta a capirlo e a gustarlo sempre più. Grazie a voi che siete numerosi e ci prestiamo a godere anche di questo momento. Grazie Eccellenza. E passo a presentare coloro che hanno reso possibile questo momento, e in particolare in un ensemble, voce, strumenti musicali, con Elena Modena, Ilario Gregoletto. Elena Modena è laureata in lettere con menzione di stampa, diplomata in pianoforte, clavicembalo, organo, composizione, prepolifonia, metodo funzionale della voce. Referente progettuale del Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto, da oltre 30 anni collabora con Ilario Gregoletto, suo marito, e ha pubblicato saggi di carattere musicale per Aracne, Pazzini, Zecchini. Voce e strumentista di In Unum Ensemble, è membro in organico della Cappella Marciana Basilica di San Marco in Venezia. Predilige il repertorio sacro, monodico e polifonico di antica tradizione occidentale. Ha inciso per Rivo Alto, Tactus, CSC, Concerto, Amadeus, C-Voice. E poi Ilario Gregoletto, già insegnante di conservatorio come clavicembalista e forte pianista, ha studiato organo e strumenti antichi a fiato. Noto concertista, fra i primi in Italia si è dedicato all'interpretazione con criteri filologici, anche con strumenti medievali a tastiera, a fiato e ad arco, di cui dispone, conservandoli, in una sua collezione personale.
Ha all'attivo pubblicazioni di carattere filologico sulla storia degli strumenti musicali. Ha inciso per le case discografiche Rivo Alto, Tactus, Brilliant, con strumenti, copie e originali. Fondamentale la collaborazione con Elena Modena nel repertorio medioevale con strumenti coevi. Ecco, un applauso a questi. E poi a lato abbiamo gli attori Marta Dal Santo e Cristiano Moioli. Marta Dal Santo è nata e cresciuta a Thiene, Cristiano Moioli invece è nato a Bergamo. Entrambi sono attori diplomati all'Accademia Teatrale del Teatro Stabile del Veneto e da qualche anno sono coinvolti in vari spettacoli teatrali e lungometraggi cinematografici. Marta ha lavorato per una produzione cinematografica di Thiene ed è attiva nel campo della formazione teatrale, mentre Cristiano ha lavorato con il Teatro Stabile del Veneto di Padova. Un applauso anche ai nostri. Scusate il nepotismo, ma Marta è mia nipote e Cristiano è il suo ragazzo. Quindi giochiamo un po' in casa. Ebbene, allora, i testi che saranno presentati saranno il racconto del presepe di Greccio, scritto da Fra Tommaso da Celano, del 1228, e la poesia Il Natale di Greccio del professor Filippo Ungaro, professore di Trani, un professore pugliese, che ha omaggiato questa poesia al Papa stesso e ne ha avuto un riconoscimento. E poi ci saranno 2 brevi testi del professor Fra Cesare Vaiani. Riguardo ai brani proposti in programma, si tratta di musiche per lo più di anonimi tratti da fonti italiane quali il Laudario di Cortona, il codice 56esimo di Cividale del Friuli dei secoli XIII e XIV, un inno e un'alleluia del repertorio gregoriano, quest'ultimo dal proprio di San Francesco, 2 carols da codici inglesi del XIV e XV secolo. Ad essi si affiancano il Conductus, Beata Viscera Mariae, di Magister Perotinus, 1160-1230 circa, sommo esponente della scuola di Notre-Dame, Parigi, e 2 antifone sul tema della carità e della natività di Hildegarda di Bingen, monaca e abbadessa riscoperta pienamente in questi ultimi anni nella sua eccezionale poliedricità. Ci disponiamo quindi ad immergerci in questo ascolto in cui ci lasceremo raggiungere da quell'evento della notte del lontano Natale del 1223, lasciando che Santo Francesco ci accompagni dentro la tenerezza di quel divino abbraccio. Buon ascolto. Rosa
L'abbraccio. L'abbraccio è insieme contatto fisico e accoglienza reciproca. Due persone che si abbracciano danno ristoro reciproco all'anima e l'anima, nutrita di nuove energie, vitalizza il corpo. E la persona umana tutta insieme sente questa unità personale e comunionale, perché con quell'abbraccio rigenera nel sé e nel noi la pace. Nell'abbraccio il corpo nutre l'anima e l'anima sostiene il corpo e l'abbraccio avvolge entrambi. Eros e Agape si uniscono potenti per generare amore, di cui l'abbraccio è l'emblema, il simbolo, il sigillo. L'abbraccio nell'accoglienza reciproca, dentro quello spazio di affetto libero, sincero e fiducioso, diviene un'unica casa dove abitare insieme. Nell'abbraccio ritroviamo l'altro e noi stessi, lì dove si alimenta l'affetto, l'amore, il perdono, la gioia dell'incontro, il ritrovarsi dopo essersi perduti, il ricongiungerci dopo esserci staccati. L'abbraccio, dove abita la pace, dove abita la gioia, dove abita l'incontro disarmato e disarmante. L'abbraccio, il luogo della pace. Francesco Santo, amante, poeta, umanissimo e mistico, ci prende stasera per mano per portarci all'interno di quell'abbraccio che lui stesso vuole vivere e sperimentare, di esso godere, in esso tuffarsi e adagiarsi, lasciandosi andare, perché nell'abbraccio torniamo bambini e ritroviamo energie per ripresentarsi con coraggio alla vita, per stare con amore nel nostro quotidiano. Dio infinito si tuffa sulla terra, prende i piccoli confini di un bimbo, perché attraverso di lui l'infinito amore si espanda. Lui si fa bimbo per poterci tutti abbracciare. Quell'abbraccio che restituiva sicurezza, pace, fiducia, consolazione, quando da piccolini il nostro corpo e le nostre percezioni erano troppo piccole per far fronte a un mondo che desideravamo, ma che anche ci inquietava. Quell'abbraccio che anche oggi, divenuti adulti, ci fa sentire al sicuro perché amati. Nessuno è così ricco da non aver bisogno di un abbraccio. Nessuno è così povero da non poterlo donare. Sì, l'abbraccio, come il sorriso. Che la poesia, il canto, il racconto e il fascino ci catturino in quest'estasi che è stare fuori di noi quando accogliamo nell'abbraccio l'altro che ci abbraccia. Francesco Santo ci accompagna questa sera verso quelle piccole braccia, perché il bimbo divino ci regali il suo divino abbraccio. Cari
Il presepe di Greccio. Il racconto più antico dell'episodio del presepe di Greccio si trova nelle prime delle biografie di Francesco, la prima scritta da Fra Tommaso da Celano, a breve distanza dalla morte di Francesco. Infatti egli morì la sera del 3 ottobre del 1226 e solo 2 anni dopo, nel luglio del 1228, Papa Gregorio IX procedeva alla sua canonizzazione. Come era uso, nel contesto della canonizzazione, il Papa comandò a un frate, esperto di lettere ed eccellente scrittore, Fra Tommaso da Celano per l'appunto, che aveva conosciuto personalmente Francesco, di scriverne la biografia. Nacque così la Vita Sancti Francisci, che il Papa stesso approvò nel febbraio del 1229. La mia aspirazione più alta, il desiderio dominante, la volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Meditavo continuamente le parole del Signore e non perdevo mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione
e la carità della passione avevo impresse così profondamente nella memoria che difficilmente mi riusciva di pensare ad altro. È con questo spirito, degno di perenne memoria e di devota celebrazione, che Francesco celebrò il Natale del Signore, 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei fare memoria del bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. Già l'ombre s'appressavano della sacra notte, quando, desioso di nunziato e novo portento, di pastori folto uno stuolo, in sparse frotte, dalle convalli all'eremo in cor iva contento. Rigor dell'ultimo mese raggelava i loro visi, ma foco d'amor era in quell'anfratto roccioso della reatina altura, ove il poverello d'Assisi con frate Giovanni la greppia pose premuroso. Rex Magni
Tommaso da Celano, raccontando del presepe, mette a fuoco ciò che colpisce in maniera speciale Francesco: la povertà di Gesù nella sua nascita e i disagi del neonato. Tale attenzione è ribadita mettendo a fuoco la semplicità, la povertà e l'umiltà come le virtù caratterizzanti quella scena, ma attraverso la descrizione si capisce che tale povertà, prima di essere quella di Francesco, è la povertà di Gesù. È un'intuizione tipica di Francesco che vede la povertà radicale nell'incarnazione, espressa anche esteriormente nel contesto povero della nascita. La narrazione di Tommaso insiste sull'importanza del far memoria, che è anche un sottrarre alla dimenticanza, un pieno coinvolgimento dei sensi, dalla vista che le innumerevoli immagini di luce danno, all'udito che, con i canti e la voce stessa di Francesco così attentamente descritta, fino al tatto con il bimbo risvegliato e preso in braccio, e il gusto con il gesto goloso del leccarsi le labbra ogni volta che pronuncia il nome di Gesù. Un coinvolgimento totale che diventa annuncio di gaudio, un tripudio estatico, fisico e spirituale. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati e uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno.
e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Francesco è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucarestia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. Betlemme, il bambino di Betlemme. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù,
passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. E di vil panno, un involto messo sulla paglia, di Gesù, disse il frate, e di sua famiglia dolce, con la mistica pace ch'ogni creatura abbaglia, e di beatitudine immensa l'anima rapita molce. Canti gaudiosi e non picciola lode al Signore, verso le vivide stelle spiravano in devozione. Mentre gloria rendeva Francesco al Salvatore, e dall'Eucaristia meditava in contemplazione. Ciascun dei presenti d'estasi cadde nell'incanto, e da tal altro, uomo di fe e di virtù compito, di veder parve in culla un pupo vero e santo, di real stampo e tra cori d'angioli assopito.
Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Il fieno che era stato collocato nella mangiatoia fu conservato perché per mezzo di esso il Signore guarisse nella sua misericordia giumenti e altri animali. E davvero è avvenuto che in quella regione giumenti e altri animali, colpiti da diverse malattie, mangiando di quel fieno, furono da essi liberati. Anzi, anche alcune donne che durante un parto faticoso e doloroso si posero addosso un poco di quel fieno, hanno felicemente partorito. Alla stessa maniera, numerosi uomini e donne hanno ritrovato la salute. Oggi quel luogo è stato consacrato al Signore e sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa ad onore di San Francesco, affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo, la carne dell'agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Egli, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna eternamente glorificato nei secoli dei secoli. Amen. Il serafico in braccio prese il divino amore. Con leve gesto lo destò dal celestiale riposo. Presso il bue e l'asinello gli diede soffuso calore. All'umile gente il prodigio lustrando gioioso. Opera mirifica di Francesco in loco montano, in Greccio così nacque il presepe miniero. In gloria ne scrisse Tommaso minor da Celano,
ai secoli fama fidando del venerato mistero. Già questo applauso così caloroso ha detto tutta la nostra gratitudine, perché ci hanno portati nel Medioevo di San Francesco e ci hanno fatto così rimanere d'incanto di fronte al presepe, di fronte alla bellezza di questi testi, di questi brani, di fronte alla bellezza che Francesco d'Assisi ci offre, perché lui è rimasto incantato dalla bellezza del Cristo fatto uomo. E allora un po' di questa bellezza l'abbiamo gustata anche noi questa sera. Ancora grazie a Ilario, Elena, Marta, Cristiano. Vogliamo anche ringraziare la Tenda TV, nella persona qui presente, del tecnico che è Stefano Faraon, grazie. Grazie ancora, grazie ai nostri artisti, buon rientro e buona serata.